presepio di Segusino nasce nel 1986 per opera di un gruppo di amici che si ritrovano a ridosso del Natale, motivati dal parroco di allora Don Odilio Longhin, per costruire un presepio in chiesa. Successivamente il presepio si trasferisce in questa attuale sede dal 1988, l'ex casa del cappellano di Segusino, e prende il nome di presepio artistico di Segusino. Il presepio artistico di Segusino, che viene allestito in questa casa, il progetto parte sempre un anno prima, nel senso che a gennaio dell'anno appena passato il Natale noi iniziamo già a sviluppare quello che sarà il presepio del Natale successivo. Il presepio artistico di Segusino rappresenta diversi scenari, è composto da molte scene, è composto da 6 scene. Tutte queste scene rappresentano la vita veneta anni 20-40, quindi quando i nostri nonni erano dei bei giovanotti che giravano per le strade di Segusino. Quest'anno in particolare appunto abbiamo fatto delle scene, oltre alle costruzioni di paesaggio, abbiamo fatto delle scene che raffigurano molti paesaggi di natura, e quindi si lega molto al tema di quest'anno, che si chiama Laudato Si'. Laudato Si' è un passaggio del Cantico delle Creature di San Francesco, Cantico delle Creature che va proprio a lodare le meraviglie della natura, le meraviglie del creato. Il presepio artistico di Segusino, che rientra nell'evento La scoperta dei presepi e dei borghi di Segusino, è un insieme di rappresentazioni della natività che si possono trovare nel paese di Segusino appunto. Tutti questi presepi saranno visitabili appunto fino al 2 febbraio 2020, tutti i pomeriggi e i giorni festivi anche il mattino.